Salve, sono Laura Mazzarini, sono nel settore dei multiservizi con la ditta Manutencoop Facility Management nelle scuole. In che condizioni dunque si vive e si lavora in questo settore? È difficile perché c'è tanto lavoro con poco tempo e non garantisci la pulizia che ci deve essere, non garantisci il servizio che sia fatto come si deve, insomma. Poi ti fanno proposte assurde. Nel mio settore, con il mio livello, io non posso salire su scale, non posso salire neanche sulla sedia e ti viene richiesto di salire addirittura sulle impalcature anche a 5 metri di altezza per fare dei vetri. Questo è impossibile. Poi ti minacciano, ti dicono domani ti lascio a casa, tutte queste cose che non è possibile, insomma. Oltre all'aspetto economico, si vive con 500-600 euro al mese? E io personalmente con 500 euro al mese, per dire, tempo dai soldi, l'apparecchio di mia figlia, il mio stipendio è già andato solo per pagare la rata di quello, e poi c'hai la rata magari della casa, della macchina, non è facile. Addirittura io ho mio marito che anche lui è precario, per cui è difficile arrivare a fare progetti